Buonasera a tutti, i miei belli di Bella, benvenuti. Buonasera, alle 21:02 e noi siamo puntualissimi per un'altra serata in musica, una serata emozionante, piena di musica e di tanti artisti. Ma in primis vado a salutare colui che in questo momento è accanto a me, nonché anche il manager dei ragazzi che tra pochissimo andremo a chiamare, ovvero Francesco Catania. Buonasera. Buonasera a tutti. La prossima volta me lo dovete microfonare. Come va? Tutto bene? Tutto bene, sì. Diciamo che è l'inizio di una bella avventura questa. Sì, una bellissima avventura, sì, da oggi. Noi ci siamo conosciuti qualche giorno fa, eravamo insieme, abbiamo presentato come manager di un artista che conosciamo molto bene, che tra pochissimo arriverà su questo palco, ma anche manager di un altro artista che questa sera invece andremo a conoscere, quindi diciamo che sono i due ragazzi della quale tu ti occupi. Sì, Mary, sì. Salvo Savevi e Cristian Giuliani. Li facciamo arrivare direttamente, presentati dal suo manager. Buonasera Cristian, ben arrivato. Buonasera, anche perché è la prima volta che noi ci conosciamo. Io mi metto da questo lato, vai di là Salvo, mi metto io al centro. Buonasera anche a te. Buonasera. Ci ritroviamo insieme per questa nuova avventura. Iniziamo così. Iniziamo con questo grandissimo uomo dal nome di Francesco Catania, che ci fa da manager a me e a Cristian Giuliani. Buonasera Cristian, ma va tutto bene? Sì, va tutto bene. Ci tenevo a ringraziare soprattutto il mio manager Francesco Catania, la direzione di Radio Bella TV, la signorina Mary, grazie Cristian. Mary, Sonny e mio fratello Salvo. Noi questa sera stiamo conoscendo anche te insieme a tutto il pubblico che ci sta guardando ed ascoltando, anche se comunque appunto, come stavo dicendo poc'anzi, grazie a Francesco e Salvo in settimana scorsa ci siamo visti, esatto, giusto? Sì. In occasione dell'uscita del nuovo brano di Savevi, in occasione appunto dell'uscita ci ha anche raccontato che anche tu sei sotto le sue ali, ecco, sotto le sue ali, quindi ti aspettavamo pronti ad accoglierti e soprattutto a conoscerti. Allora, durante la puntata ovviamente, come stiamo dicendo sentiremo i brani dei ragazzi, conosceremo Cristian. Savevi ci racconterà un po', anche perché insomma non ci vediamo da un bel po', come abbiamo detto, a parte la puntata che abbiamo fatto l'altro giorno in radio. Canteremo e racconteremo un po' tutto quello che è stato il tragitto fino adesso. Esatto, così parliamo anche del futuro artistico che ci sarà. Bene, quindi qua io la chiacchiera mi sa che la devo togliere da mezzo, ma piuttosto li devo far cantare e parlare a loro. Chi vuole iniziare questa sera? Inizia Cristian. Sì, va bene. Facciamo iniziare a Cristian? Direi di sì. Cosa ci fai ascoltare, Cristian? Un mio brano, il primo, che è stato scritto 2 anni fa, che è Ti amo. Chi l'ha scritto questo? Gianni Vezzosi. Bello, sarà bellissimo. Centro del palco, Cristian, tutto per te, si inizia. Quasi non credo ai miei occhi, ma che bella che sei. Forse una fatalità, un motivo c'è sta. Io proprio ieri parlavo a mia madre di te. E oggi mi visti che ma ci pigliate con loro. Forse credevo un amore che è stato inutile, ma io sembro turbalenze, non esiste un giorno ma non compensa a te. Non sai ma turbalenze, 24 giorni io penso a te. Non sai come su passano l'inverno lontano da te, ma non sembra turbalenza, perché ancora Dio la tu ci sembri presente, chi sto con la tave, nada tu voglio, meglio se non sbagliavo che la sera con te, un motivo a questa volta turbalenza e te la voglio innamorato.
occasione se spieghesso per te qualche tempo di vacanza e ti sogno da sapere. Se meglio salutare ci parliamo più ci capi dall'occhio senza manco parlare. Dai una stretti ma ne no, io non voglio chiagnare. È colpa mia, hai ragione, fermo tu pure la ma io sembro di valenza, non esiste un giorno che non compensa a te. Tu non sai ma tu valenza, 24 giorni io penso a te. Tu sai come malando, sto passando l'inverno lontano da te. E non sembro di valenza, perché ancora io l'amo, tu sei sempre presente, chi sto voglio sapere. Nada modo tu voglio, meglio di non sbagliavo che la sera con te. Non montina questa carta sul velenza e te la voglio, dammi una occasione se spieghesso per te qualche tempo di vacanza e ti sogno da sapere. Perché ancora io l'amo, tu sei sempre presente, chi sto voglio sapere. Nada modo tu voglio, meglio di non sbagliavo che la sera con te. Un mollina questa carta tu velenza e te la voglio, dammi una occasione se spieghesso per te qualche tempo di vacanza e ti sogno da sapere. Grazie. Bravo, brano molto bello. Quindi diciamo che questo è stato il primo brano con la quale sei arrivato nel campo della musica, giusto? Sì. Raccontaci un attimino. Ma ti faccio mettere qua? 2 al anni, centro? grazie. Oh, Assa, gentleman. Dicevo, 2 anni hai sempre voluto cantare? Sì, la voglia di cantare c'è sempre stata, ho sempre cantato, è sempre piaciuto cantare. Come dicevo, è stata scritta 2 anni fa. Come mai proprio 2 anni fa? C'è stato qualcosa, qualche C'è evento stata in una particolare? spinta, c'è stato qualcuno Ok. che mi ha ascoltato e Ok. mi ha spinto un pochettino A realizzare, questo sogno. Bella, molto bella questa cosa, quindi nasce così, Ti amo, Sì. scritta da Gianni Vezzosi, Gianni Vezzosi. quindi da subito un grande autore per, Sì. come primo brano, perché insomma stiamo parlando di Vezzosi, io glielo dico sempre, lui quello che scrive è oro colato, quindi è un nome che si conosce davvero ovunque per i suoi brani, non solo quelli suoi, ma anche per aver scritto a tanti artisti dei successi meravigliosi, come in questo caso, che io ho anche ascoltato il testo perché ho il vizio sempre di ascoltare i testi delle canzoni. Faccio i complimenti a te, a Vezzosi, perché ha scritto un'altra bellissima Grazie. canzone, quindi complimenti Christian. Allora, e così abbiamo un pochino scoperto come arriva Christian e man mano continueremo a scoprire. Savevi, quanti anni so che ci non conosciamo noi ormai? Troppo assai. Boh, lui è sempre così, sempre. 10 anni ci sono che ci Sì, conosciamo, sì, sì. anche di più. Un po' diciamo il percorso di Savevi lo conosciamo anche perché Salvo, e io dire Savevi il suo nome artistico, Salvo il suo nome, l'abbiamo seguito sin da quando Bella Radio è nata. Lui è sempre stato presente con noi, quindi abbiamo visto quello che è stato tutto il suo percorso artistico fino ad arrivare a quando ha deciso bene di iniziare a scrivere la sua musica, e da quando ha iniziato a scrivere la sua musica per se stesso, lì c'è stato quel tocco, no? Quel salto per cucirsi il cosiddetto vestito addosso. Ma uno quando si scrive le canzoni può raccontare un po' di sé, no? È quello che faccio un po' io, spero
che riesca ad esprimere quello che sento io. Molte Al volte pubblico. ci riesco, molte volte no, però sono contento ugualmente perché mi autoemoziono. Ma quando ti emozioni tu, stai tranquillo che emozioni anche gli altri. Io questa cosa la dico sempre: se manca l'emozione a te, automaticamente non la potresti dare agli altri, perché è proprio chi lo fa che la trasmette. Se non ce l'hai, non si arriva al dunque, e ti assicuro che sino adesso è sempre successo. Cantiamo? Cantiamo e voglio iniziare con un brano 2 o 3 anni fa che è uscito dal titolo Bebesita. E questo è uno di quei brani che secondo me lui adora, perché il suo Bebesita è quel brano che diciamo come nasce questo In Bebesita, realtà perché l'ho mandato. ce però l'abbiamo, va bene. tranquillo, prendiamo tempo, raccontiamo come nasce. No, stavo rispondendo così. Tu non devi Loro non tu- sanno, ma io so. Tu Già- sì, me lo racconti Però dopo. voglio fare anche i complimenti al Sonny che in un attimo anche autoapplausi, bellissimo. Se tu dici Sonny, l'applauso parte più forte, capito? sì. Guarda, prova a dire Sonny, Sonny? cioè è tutto Bellissimo. è vocale, capito? Qua è vocale. Va bene, andiamo con Bebesita, così dopo raccontiamo anche come nasce questa bellissima canzone, il nostro Savevi. Penso a te mentre io sto insieme a lei. Sta passione che ci appiccia a tutte e due. Io ti chiamo, non rispondi, dove sei? Sta condanna che ci accira e se ne poi. Passa e nottata a te pensare. Ma come già fa? Sei un chiodo fisso, ormai tu sei nei pensieri miei. Bebesita, ma la vita sei la bandita mia preferita. Giù una tequila e sto insieme a te. Bebesita, ma la vita quando sto insieme a te mi spallo. Il mondo si ferma, si muoiette. Si muoiette. Si muoiette. Si muoiette. Tu sei minuta che schianto che sei. Una femmina carnale, amore mio. Sti mani che non si vanno fermare. E sti labbra voglia passare. Mi chiama, lei vuole sapere dove sono io. Mentre rispondo tu stai là a me provoca. Bebesita, ma la vita sei la bandita mia preferita. Giù una tequila e sto insieme a te. Bebesita, ma la vita quando sto insieme a te mi spallo. Il mondo si ferma, si muoiette. Guardami ancora, sei la mia droga. Un rum e cola, si ferma l'ora. Guardami ancora, sei la mia droga. Un rum e cola, si ferma l'ora. Bebesita, ma la vita sei la bandita mia preferita. Giù una tequila e sto insieme a te. Bebesita, ma la vita quando sto insieme a te mi spallo. Il mondo si ferma, si muoiette. Bebesita, ma la vita sei la bandita mia preferita. Giù una tequila e sto insieme a te. Bebesita, ma la vita quando sto insieme a te mi sballo. Il mondo si ferma, si muoiette. Bebesita, bebesita. Bebesita, ma la vita sei la bandita mia preferita. Giù una tequila e sto insieme a te. Il nostro Savevi con la sua Bebesita! Bravo Sa!
Bravo, bravo. Abbiamo detto che questa canzone è uscita da 2-3 anni, giusto? 3 o 2-3 anni. 2022, 2 anni. No, 2 anni. Sonny, subito tu chiedi a lui e lui ti dà la risposta. È la nostra enciclopedia musicale. È la nostra enciclopedia musicale, capito? E parlando di Bebesita, questa è un'altra di quelle canzoni che hai scritto tu. Una delle canzoni, tra l'altro, che stavo incominciando già ad esplorare questo mondo diverso. Sì, perché diciamo da quello che raccontiamo, Salvo è sempre stato melodico, proprio prettamente melodico. Poi nel percorso della sua carriera artistica ha iniziato un attimino a cambiare genere, ad avere qualcosa di più commerciale, di più nazionale, e l'abbiamo fatta. Tra l'altro a me piace tantissimo, mi piace questo stile, e mi posso anche sbizzarrire molto di più che con il napoletano, anche se come detto il napoletano lo metto ugualmente, però in un altro ambito. Allora, diciamo che comunque c'era stato un periodo in cui tu hai detto voglio tornare al melodico, perché me lo ricordo. Non è che voglio tornare al melodico, ho detto quella è stata una prova del mio vecchio manager, che mi aveva proposto di fare quei 2-3 brani che non hai sentito come tuoi. Io dico anche nel diretto, a me non piacciono, però l'ho provato perché a me piace provare, perché nella vita non... Ma anche per essere più sicuro di star facendo la cosa giusta. Può darsi che risultavano, non sono risultati, va bene lì, sono rimasti lì, va bene così. E ritorniamo lì. Benissimo, nel frattempo voglio salutare anche tutti coloro che ci stanno guardando su TikTok, perché ho dimenticato poc'anzi a farlo, quindi buonasera e benvenuti anche a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando e guardando su TikTok. Ragazzi, per i vostri saluti scrivete che dopo velocemente facciamo un ricapitolo. Salutiamo chi ci ascolta in radio, chi è in streaming, chi è sul sito, chi è su Twitch, chi è direttamente nella nostra pagina Facebook. Ragazzi, un bacione a tutti, grande, tutto per voi. Allora io voglio ricordare che per le vostre serate, sia per me che per Christian Giuliani, ragazzi, FC Management Francesco Catania, trovate il numero sia sui nostri profili ma anche sul profilo del manager. Comunque dopo lo daremo i contatti dei ragazzi, daremo anche il numero telefonico, in modo che così potete sicuramente essere sempre aggiornati su quelli che sono tutti i movimenti. Torniamo a Christian. Aspetta. No, tu rimani sempre qua. Torniamo a Christian. Allora, abbiamo presentato il primo brano, che appunto è stato Ti amo. Dopo vuoi continuare in scaletta in base a come sono usciti, oppure vuoi vuoi cambiare e man mano ci racconti tu le storie dei singoli brani? Io vorrei cantare l'ultimo uscito, che l'ha scritto una persona per me speciale, che è qui presente, il mio amico Salvo, e vi delizierò con questa qua. Quando è uscita questa canzone qui? Un mesetto circa fa. Quindi ancora è molto fresca. Sì, molto fresca. Il titolo è Baby Baby Baby. Ovviamente Christian è una produzione Savevi, quindi anche il brano in questione, che appunto è stato scritto da Salvo, lo troverete direttamente sul canale YouTube di Salvo. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, Savevi Produzioni, lì trovate tutti i brani realizzati appunto proprio da Savevi. E questo è uscito, dicevi, un mese fa, l'ha scritta Salvo. Però adesso io sono curiosa, e come me sicuramente anche molti che stanno ascoltando e guardando, è uno di quei brani che tu hai chiesto, voglio un brano, e hai lasciato fare a lui, oppure tu hai chiesto qualcosa in particolare e lui ha messo nero su bianco? Diciamo che mi fido ciecamente di Salvo, del lavoro che fa Salvo, lui ci mette del suo e poi escono spero dei bei brani, quindi adesso lo ascolterete. Come si intitola? Baby Baby Baby, Baby per 3. Bella, ci piace, piccola. Andiamo. Te lo ripeto sempre, ogni volta io mi sono innamorata, e mi innamoro che sai ogni volta sei tu, la mia principessa, la mia lady, sei tu, canterò pagare ogni cosa che mi faccio. Baby, 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 voglio stare tutta la vita insieme. Baby, 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 voglio che amore, non lo puoi speciale. Baby, 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 prendimi la mano e andiamo lontano. Baby, 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 se io mi chiudo fuori a te, non lo lasciarmi mai, non lasciarmi mai, non lasciarmi mai.
brano, ancora un mese di vita dall'uscita. Ovviamente il brano lo potete trovare sia sul canale YouTube, ma ricordiamo come sempre di condividere anche il suono su TikTok, perché è anche inserito su TikTok, giusto ragazzi? Sì, TikTok, Instagram, ovunque. Ok, quindi Dovunque. facciamo girare il suono come dico sempre. Ma adesso, visto che questa è stata l'ultima uscita, c'è in previsione qualcosa? Perché dato che ci hai lanciato già l'ultima uscita, io vado subito oltre. Stiamo lavorando Ok. per dei nuovi brani, più avanti ci saranno delle belle novità. Prima di Natale facciamo uscire qualche altra cosa o pensi nell'anno nuovo? Ci proviamo, sì. Ci proviamo, ok, quindi ovviamente... Ah sì, scusate, io sono una chiacchierona, già è passata mezz'ora, chiedo scusa, no, ancora 22 minuti, vabbè. Mary, scusami. Enzo, ma stai staccando una ogni tanto, vero? Noi stiamo facendo un'ora di ripresa. Lo salutiamo adesso. Perché si scarica cellulari, cose, potete mettere tutte cose. Scusami, le persone ci guardano, dico, ma con chi sta parlando? C'è Con il nostro Enzo, il nostro consigliere, Ecco. che è lì messo da parte, che fa foto e video, no? Esatto. Però lo sto facendo in maniera continua. O Ma cellulari o me. Tu non lo sai cosa sta, possibilmente è messo lì per catturare il momento. No, invece per catturare il momento perfetto. Perché gliel'ho detto che comunque poi questa puntata verrà messa su YouTube nel Esatto. canale di Bella Radio TV. Ci sarà proprio una playlist dedicata ai ragazzi, dove questa è la prima puntata, se poi ci saranno altre puntate continueranno ad essere inserite lì, quindi la puntata la potrete vedere tutte le volte che vorrete. Lui vuole i momenti clou, Salvo, capito? Vuole ritagliati i momenti clou live, cioè quando si canta, la bella foto ricordo e tutto il resto. Torniamo a te, visto che abbiamo presentato Bebesita poc'anzi, adesso ci fai ascoltare anche tu l'ultimo brano uscito, oppure vuoi partire, perché quello è il continuo? Facciamo invece, io direi di fare i brani e poi alla fine ci facciamo la piccola chiacchierata. Va perché bene, cosa sennò non ci fai? c'è- Ecco. Si ritornammo liquidato. a Famore. Si ritornammo a Famore. Devo fare invece Ma la liquidata. farfallina. Ce l'ho. Ah, io sì. Io sì. Se ne- Si ritornammo a Famore. Dillo che è l'ultimo brano che L'ultimo brano che è uscito. da una settimana. Da una settimana. Ci voglio sempre io, vedi, senza di me non si può fare niente, assolutamente. Ti penso ancora, volevo dirtelo da un po' di tempo. Sai, voglia fa amore, non è un errore mai, si sbatte il cuore. Ma che male fa, se ritorniamo a Famore, si ti sbatte il cuore, non è venuta questa storia. Ma che male fa, se ritorniamo a Famore, tu sei dentro il cuore, non può morire così in amore, ne voglio a te, tu capo a me, rimani così nel dell'orgoglio, io voglio a te, tu capo a me, ma ormai sta vita ci ha ferito il tuo cuore e non si vuole sarà. Sai, te voglio ancora, fammi sentire che per te è uguale. Sai, non voglio niente, anche un poco di te mi basterebbe. Ma che male fa, se ritorniamo a Famore, si ti sbatte il cuore, non è venuta questa storia. Ma che male fa, se ritorniamo a Famore, tu sei dentro il cuore, non può morire così in amore, io voglio a te, tu capo a me, ma
ritorniamo a F'amore, questo brano bellissimo del nostro Savevi, uscito ancora da una settimana, ma un testo anche questo molto bello. Devo dire che anche, devo dire la verità, Bebesita bellissima, però non lo so, questa ha qualcosa in più. Non lo so, Qua c'è il cuore. Esatto, è un genere diverso, sicuramente questa, quella è più un po' da divertimento, questa arriva proprio. Qua c'è il cuore? Sì, sì. Molto davvero bella. Questa abbiamo raccontato che è uscita subito d'impatto, perché sa quando scrive così d'impatto, ed è venuta fuori quest'altra canzone bellissima che ricordiamo, ragazzi, ancora una settimana dall'uscita, quindi anche questa facciamo girare assolutamente la canzone. Io andrò più veloce perché in mezz'ora abbiamo fatto 2 brani, va a finire che se ne cantano solo 4 e direi anche no. Allora Christian, ritorno da te. Sì, restando nel tema amore, Che a noi io piace. propongo una canzone d'amore scritta sempre dal mio Salvo, che si chiama Volessa innamorà. Questa quando è uscita invece? 2 mesi circa fa. Quindi è fresca pure. Quindi insomma avete fatto un brano dopo l'altro. Sì, ma noi abbiamo il nostro Fantino. Francesco, Che lei lui, ogni tanto fa... dirige, bella! A noi piace questa cosa, un brano dopo l'altro, quindi anche questa freschissima. Anche questa ha lasciato fare a Salvo? Sì. Quindi detto Questa è una poesia di Salvo. posso sapere una cosa? Quando lui ti... Tu girati, che lui deve essere... Non lo guarda. Quando lui ti propone un brano, di solito, accetti sempre subito o qualche volta dici sai... Per adesso ti posso dire che ho accettato subito. Niente, perché mette il cuore nelle canzoni. Non fatto rivedere niente? No, assolutamente. Vabbè, ok. Con Ti la- puoi girare, Salvo? It's alright. Ok, sai com'è qualche sguardo di quelle l'abbiamo fatto girare. Ricordiamo il titolo? Il Volessa innamorà. Io la voglio ascoltare. Vai al centro del palco. Vado pure. Andiamo, si continua con Christian. Così ancora di insieme e tu volessi con me, ma non ci sono io. Chissà che fai io senza me, chissà se pensa ancora a lui, ho discordato. Io ti penso ancora, tu sei in tua casa, non te ne vai. E mi volessi innamorare, ma penso sempre solo a te. E tutti i nudi come difficile. Io mi volessi innamorare, dimenticarmi sai di te. Sei troppo favore tu sei attaccata a me. Tu sei ancora sai perché, perché tu sei una parte mia. E mai nessuno ti potesse sognare. Io mi volessi innamorare, fammi una vita senza te, ma non ci faccio, sono innamorato di te, di te. Chissà se tu ritornerai, io solo ricordo resterai, io me ne vado. Non ti sfidassi amore, perché tu sai di da sola, tu sei l'amore. E mi volessi innamorare, ma penso sempre solo a te, e tutti i nodi. Troppo favore tu sei attaccata a me. Tu sei ancora sai perché, perché tu sei una parente mia. E mai nessuno ti potesse sognare. Io mi volessi innamorare, fammi una vita senza te, ma non ci faccio, sono innamorato di te.
bellissima. La prima volta che ascolto questo brano, come diciamo tutte le canzoni, molto 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 bella. Bravo Salvo, un altro capolavoro anche questa canzone. Adesso capisco perché non c'è stato nulla da dire. Adesso capisco com'è nata questa canzone. Chiediamo all'autore. O chiediamo. Però possiamo dire una cosa, che Salvo è affidabile al 100%. Almeno ascoltando la canzone si capisce che mette il cuore. Esatto, e capiamo anche perché Francesco ha scelto voi due come artisti da Io ci tengo a curare. ringraziare tantissimo sia lui che il consigliere Vincenzo Buccheri, che ci guarda sempre col telefono. Non so Diciamo se che è sempre lui- il video di poco fa oppure lo hanno attaccato adesso. Lui non appare ma svolge un gran lavoro da dietro le quinte. Un po' come Bella Radio, no? Che c'è chi appare, la Mary Milani, però poi c'è chi dietro svolge tanto Noi ti tanto ringraziamo altro. pure, ovviamente. Direi di sì. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare, come si suol dire. Prego, grazie, scusi, tornerò. Esattamente. Si sentono chi è a casa o chi comunque ci ascolta non sente, ma da dietro ci sono voci, capito? Noi sentiamo le voci. Bene. Da dietro. Sì. Allora, questa come nasce questa canzone qui? Tu l'hai scritta pensando a lui o l'avevi scritta, ti è venuto un momento e poi gliel'hai fatta ascoltare? Mi pensi, no, Salvo? no, aspetta, perché ovviamente dice pensando a lui, nel senso l'hai scritta in apposito per lui. Le frasi fatte di Mary Milani. Ma si capisce, ma loro mi conoscono tutti, sanno come Dobbiamo fare funziono. un piccolo show su questa cosa, eh? Tutti sanno come, un po' come la conclusura, capito? Conclusura, Ormai è ormai. uscito sul Treccani anche, sulla Treccani, diventerà una parola internazionale, faranno anche in inglese e in francese. Qui stavo dicendo, hai scritto questo brano appositamente per lui oppure No, sono è nato così? sempre sul mio passato, no? Sì. È come se ritornammo a Famore, io mi volessi innamorare. Ok. Capito? E quindi hai Ma non già faccio. Ma In non già effetti dice. quello un po' tutti, chi nella vita trascorre un percorso un pochino più battagliero, arriva il momento anche che dice non ce la faccio, però prima o poi quel famoso cuore di ghiaccio tornerà a riscaldarsi e a battere, perché quella è la vita, è questa, ci sarà sempre la persona giusta, fin quando non arriva, vuol dire che non è il momento giusto e magari continuiamo a rilassarci, che poi iniziano ad aversi pensieri, situazioni, odiamocela così. Adesso parole. Allora, torniamo a te. A Sì, questo punto cosa... Facciamo Cicaloca. Questo è un altro brano. Tu sei una cicaloca? Un po', ogni tanto, come si Un po' dice? pazzarella, ragazza come- pazza. Come si dice in lingua cicaloca? Ragazza pazza. Sì, no. Come si dice sì in lingua di cicaloca? Come si dice sì? Bimba, ok. Come si dice sì? In che senso sì? Cicaloca e bimba pazza in italiano. Sì, invece nella lingua di cicaloca come si dice? Va bene, prima o poi glielo farò capire. Che cosa vuole dire? Claro Non ho capito, che sì, Sonny. claro che sì, claro. Claro, ok, grazie. Claro. Sono ignorantissima. Questo è un altro un po' stile bebesita. Ecco, Secondo te io parlo lo spagnolo? No, è appunto allora perché ti dicevo come si diceva Ho preso sì? qualche parolina e l'ho messa. Cicaloca, va bene Come così. fanno un po' tutti. Ma che dire? Faccio pure io quando Facciamo faccio finta tutti. di saper parlare in inglese e francese. Andiamo con Cicaloca. Questa Cicaloca. quando è uscita invece? L'anno scorso. Periodo anche di L'anno scorso. bebesita. Allora riascoltiamo. Non resisto con quel fisico perfetto, sei tu. Un desiderio mi fai disperare mentre balli al tuo fianco, movimento, sei uno sballo e tu mi fai morire, a te piace tanto. Guardami negli occhi, stasera facciami un istante, Pantera, noi ci prenderemo questa notte intera. Io ti stringo forte, bambina, ci beviamo un'altra tequila, alziamo le mani al cielo
nemica. Voglio rifarmi di cesti cash, arriverò in cima big match. Poi arrivi tu in un istante, rubi questa mia vita brigante. Sei tutto quello che voglio per me e punterò tutto su di te. Guardami negli occhi, stasera facciami un istante. Pantera, noi ci prenderemo questa notte intera. Io ti stringo forte, bambina, ci beviamo un'altra tequila. Alziamo le mani al cielo, bebe, si sa, cicalo. Sei una droga, io vorrei farmi di te. Cicalo, bebe, si balliamo al ritmo di Dubai. Cicalo, malandrina, questa sera tutta per me. Cicalo, sei una bitch, mi mordi e muoio per te. Andiamo via da questo locale, sotto 100 all'ora senza decelerare. Questo cuore batte senza più fermare la voglia di te. Andiamo nel letto, non mi so fermare. La passione mi prende criminale. Io ti bacio il culo, sento anzi mare. Accendiamo noi. Sei tu, una cica loca. Voglio fermare il tempo e restare insieme finché tu Cica loca, queste ciche loche che fanno diventare ancora più lochi anche voi maschietti. Sì. Vi fanno locheggiare, yes. Vi locheggiano. Va bene? Aspetta. Allora, ricordiamo, sa, anche quelli che sono un po' i tuoi contatti? I miei contatti, ragazzi, su TikTok, Facebook e Instagram basta cliccare Savevi. Invece per le vostre serate, compleanni, qualsiasi evento, qua c'è il mio fantino di fiducia, Francesco Catania. Nelle Con lui pagine- noi corriamo. Esatto, nelle pagine troverete il numero telefonico, poi dopo parliamo anche con Francesco, così lo faremo anche dire direttamente a lui. Allora, ritorniamo invece da Christian. Christian, andiamo anche un po' quelli che sono i tuoi contatti. Come raggiungerti? Facebook, Instagram, Ok, TikTok? anche per me è la stessa cosa, nei miei profili TikTok, Instagram e pure nella pagina del manager FC Management. Trovate fisso il numero del manager per qualsiasi evento, non esitate a contattarci. Ok, ma contattarlo. come ti chiami? Come ti devono cercare? Cristian Giuliani oppure il manager FC Management. La Ok. stessa cosa vale per Salvo. Ovviamente Contatti sono ogni uguali. tanto fa anche piacere seguire gli artisti, vedere un po' quello che combinano, perché i social ormai sono diventati all'ordine del giorno, quindi è giusto anche seguirle, anzi seguite ragazzi. Allora Christian, arrivati a questo punto, dove andiamo? Cosa ci fai sentire? Ti porto via con me. Ok. Non è una canzone mia, è una Sì, cover. sì. Ehm, Come mai hai scelto questa? È una che ti ha perché- colpito per qualche motivo? No, è abbastanza divertente. Quando la canto mi diverto a cantarla. E questa è un'altra Tutto cosa ciò. importante. Ok, si continua allora a cantare. Gli amici del cuore che stanno con te non l'hanno saputo dire con me. Conosco se chiedo, prendiamo un caffè, spegni il cellulare. Se scemo non sa accorge che stai magale, non sa che cazzo con tu che regale. Se fermo con te tu parli c'è cagare, canto cagare tu ci sono soli. Amore, ti porto via con me che vogliamo in un coupé. Annanzo magari così tu sciale, pronta a mi spugna con te. Le tue mani vanno giù, ma l'amore sempre più. Su colena che fa baciare. Ma che mi fai, si te ne vai, non tornai quando che lo voglio. Ti
porto via con me che vogliamo in un coupé. Annanzo magari così tu sciole gore cagare. Diventi nervosa se non ti scrivi, gelosa come fosse femmina mia. Ma mando ogni giorno una fotografia per farmi impazzire. Se scemo non sa accorge che stai magale, non sa che cazzo gore tu che regale. Se per non poter tu parli ci cagare, canto cagare tu ci sto che sole. Ti porto via con me che vogliamo in un coupé. Annanzo magari così tu sciale, pronto a mi spogliare con te. Le tue mani vanno giù, ma l'amore sempre più. Su veleno che fa impazzare. Ma che me fai se te ne vai? Non torna a quanto che lo voglio. Ti porto via con me che vogliamo in un coupé. Annanzo magari così tu sciale gore cagare. Via con me che vogliamo in un coupé. Annanzo magari così tu sciole gore cagare. Bravissimo Cristian Giuliani, ti porto via con me, molto bella questa canzone, ma del resto la musica deve anche far divertire, non sempre deve commuovere, ma deve fare anche divertire, abbiamo bisogno anche di questo. Trasmette tante emozioni la musica. Sempre, ma in ogni canzone viviamo un ricordo, perché magari l'ascoltiamo ora e avremo un ricordo un domani, quindi ogni brano, ogni canzone diventerà sempre una canzone che ci farà ricordare sia i momenti belli che i momenti brutti, perché comunque fanno parte della nostra vita, sia quelli che quelli. Sicuramente. E ci aiutano tanto anche a crescere e a migliorarci, che è alla base di tutto. Bravo Cristian, molto bella. Ti ringrazio ancora. Molto belle interpretazioni, bravissimo. Allora, ritorno da te, perché si continua a cantare. Io prima non ti ho chiesto quali sono i programmi dopo l'uscita Se torniamo a f'amore, che appunto abbiamo sentito poc'anzi. Quali sono ci sarà qualche altro brano prima della fine del 2024? Ogni giorno due. Il 2 del mese? Ogni giorno due. Raga, il 2 di ottobre, Cascasse il mondo, ci sarà il nuovo brano di Ci saranno i nuovi brani, sì. Possiamo sapere, no, ora adesso è il 2 ottobre, possiamo sapere già è scritto? 2 ottobre ci sarà un bel brano reggaeton, proprio reggaeton. Bene, Quello quindi bello. dopo un attimino un po' più tranquillo, che appunto Se torniamo a f'amore, ci fai bailare un Esatto, pochetto. poi novembre invece facciamo No, basta, Tocco un problema sociale. Okay. E invece prima di Natale faremo un qualcosa di bello, questo non la spoilerò, però un qualcosa di bello con il mio manager, pensiamo anche a chi ha bisogno, ho capito. Esatto. Ok, meno male che non la doveva spoilerare, praticamente. Ma non si sa nulla, tu non sai che cosa stiamo parlando. 2 secondi prima, non tu non lo sai, vabbè. potresti immaginare, ma non potresti mai capire. No, giammai, non mi Giammai. permetterò mai, giammai. Va bene, quindi il 2 ottobre sarà un reggaeton che verrà fuori, dobbiamo attendere, quanto ne abbiamo oggi? 11? 10? 10. Va bene, dai, siamo quasi. Già è registrato? No. Ok, quindi Non registrazione esageriamo. video, no, sai com'è, tu ti porti sempre avanti, possibilmente già era registrato anche quello di dicembre. Quello di perché novembre con già te registrato. io, hai visto, lo sai, con lui bisogna sempre stare attenti. Va bene, adesso con quale brano andiamo? Con quello che mi è andato benissimo, tra l'altro, devo dire che vogliamo verso Napoli. Vogliamo la Mary, vogliamo verso Napoli. Andiamo, addio, arrivederci, Savevi mi ha deciso di portarmi a ciao, Napoli, ciao. vi lasciamo così. Che vai così, io te vado a impazzire. Sei l'unica femmina per me, per sempre io e te. Giurami, ciamora che stanno, io son Coriapolo, voglio tutto di te. Tutto basmo, senza un domani, stringimi le mani e volammo io e te. Stringimi forte e
farti sentire una mente. Le labbra sulle labbra che mi appicciano così. I tuoi occhi sono stelle che appicciano cuore. Se mi guarda mi fa avere a dire. Fidati di me, vogliamo verso Napoli. E non ci ameremo senza più ostacoli. Tu sei una spirina, amore, carizzano cuore. Senza te io mi sento mezza vita. Grida che tu mi lasciavi senza fiato. Le tue labbra mi danno respiro. Se io non ti vedo più non vivo. Veg, che sta vita è bella. Tu che sei una stella che mi guiderà. Pasm, nata vita ancora, senza più timori. Tutto si aggiusterà. Stringimi forte e fatti sentire una mente. Le labbra sulle labbra che mi appicciano così. I tuoi occhi sono stelle che appicciano cuore. Se mi guarda mi fa avere a dire. Fidati di me, vogliamo verso Napoli. E non ci ameremo senza più ostacoli. Tu sei una spirina, amore, carizzano cuore. Senza te io mi sento mezza vita. Stringimi forte e fatti sentire una mente. Le labbra sulle labbra che mi appicciano così. I tuoi occhi sono stelle che appicciano cuore. Se mi guarda mi fa avere a dire. Fidati di me, vogliamo verso Napoli. E non ci ameremo senza più ostacoli. Tu sei una spirina, amore, carizzano cuore. Senza te io mi sento mezza vita. Stringimi forte e fatti sentire una mente. Le labbra sulle labbra che mi appicciano così. I tuoi occhi sono stelle che appicciano cuore. Se mi guarda mi fa avere a dire. Fidati di me, vogliamo verso Napoli. E non ci ameremo senza più ostacoli. Tu sei una spirina, amore, carizzano cuore. Senza te io mi sento mezza vita. Stringimi forte e fatti sentire una mente. Bellissima questa canzone del nostro Salvo Vogliamo verso Napoli. Questa è uscita prima di Si torniamo a f'amore, giusto? No, 2 mesi, anzi per essere precisi 3 mesi fa. Ok, io sono ancora in vacanza, tu capiscimi. Non ti preoccupare. Comunque anche questo è un brano davvero molto bello e come dicevi tu, tante soddisfazioni perché è stato davvero tantissimo riprodotto. Sì, ma anche hanno fatto tanti TikToker. E appunto, riproduzione, comunque far girare il brano. Continuate a farlo ragazzi, non ci fermiamo mai, mi raccomando. Esatto. Allora io vorrei fare almeno un altro brano a Cristian e un altro brano a Savevi, quindi andiamo molto velocemente così riusciamo a rientrare nei tempi. Che ne dici Cristian? Sì. Io mi seggio. Ok, tu ti seggi. Quale brano scegli come ultimo? Voglio Per vivere stasera? e te. Ok, altro brano scelto, per quale motivo questo? Questo è sentimentale. Ok. Mi ricorda un po' tanto. Ognuno, come dicevamo prima, ha tanti ricordi. Continuiamo allora a cantare con il nostro Cristian. Come sono bello sti fotografie, quando al momento stavano chiuso qua. Mo da carezze si più bella ancora. Sì che lo che mi ha fatto innamorare, sempre che più se fa più grosso cuore, sempre più scegliessero da vagare sulla te, e sono sicuro tu scegli che sarà me. Voglio vivere che te, pure
tutta vita con te. Fai sbattere cuore tutta la nostra capire. Che siamo in sciogone, tu siamo messi l'ultima per me, per me. Voglio vivere che ti, tutto l'ore mi novote, vieni a abbraccia a me, camera per vase, io sono giusto pure me. E taccio di quando ti spieghi che tu scendo senza me. Ma c'è scritto pure un coppa bella. Se l'unica emozione che c'è che questa cagata, come che fai? Ha dato tutto sto bene, come fai? Che passo di bene, ma basta, ma io e mi innamorata di te. Voglio vivere che ti, pure senza farmi morire, tutta vita con te. Fai sbattere cuore tutta la nostra capire. Che siamo in sciogone, tu siamo messi l'ultima per me, per me. Voglio vivere che ti, tutto l'ore mi novote, vieni a abbraccia a me, camera per vase, io sono giusto pure me. E taccio di quando ti spieghi che tu scendo senza me. E taccio di quando ti spieghi che tu scendo senza me. Cristian Giuliani con quest'altro brano bellissimo, un'altra cover molto bella, e abbiamo anche capito un po' lo stile di Cristian anche tramite la scelta dei brani che ha fatto come cover. Allora, noi siamo arrivati al termine, quindi sarà Savevi a chiudere la puntata questa sera. Abbiamo il momento fotoricordo, quindi mettiamoci vicino a Francesco. Perché me lo butti fuori a Francesco? Me lo buttate fuori a Francesco. Dai, allora guardiamo tutti i sonni, 1, 2, 3, cheese! Grazie Sonny. Allora Francesco, prima di chiudere, vuoi dire qualcosina? Prestami questo perché altrimenti devo fare tum 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 tum. Sì, Mary, per quanto riguarda Salvo Savevi e Cristian Giuliani, potete contattarmi per eventi, scegliete voi, noi siamo a completa disposizione, stiamo facendo dei bellissimi lavori, come già ha detto Salvo Savevi, esatto. E Cristian Giuliani che presto uscirà qualche altro brano. Cosa dirvi? Grazie pure a voi. Grazie a te Francesco. Vogliamo ricordare il contatto telefonico, lo diciamo? Sì. Vai. Allora il contatto telefonico è 371 36 14 280. E come hanno detto i ragazzi, comunque il numero telefonico lo potete trovare direttamente anche nelle diverse pagine appunto sia Facebook, Instagram e TikTok. Grazie Francesco. Grazie anche a te, sono sicura che ci saranno tante belle novità. Ragazzi, prima di concludere, se volete fare un saluto, qualsiasi cosa, è il momento. Quindi Cristian, fai partire Cristian perché tanto devi salutare tu. Vai, dopo, okay. Quindi io ci tengo a salutare tutta la redazione, il mio manager in particolare Francesco Catania, il consigliere Enzo. manager Enzo che ci guarda sempre e ci fa il video. Lo invito a salire. Viene o non viene Enzo? Viene o non viene? Lo invitiamo a salire. Vieni. Il mio amicone Ok. Eccolo qui, Mary abbiamo e anche tutto lo Enzo. staff.
facciamo fare un salutino rapido, mi presti il microfono Enzo? Buonasera, grazie a Francesco Catania, grazie a Christian, grazie a Salvo, grazie a tutti voi. Grazie anche a te che da dietro le quinte lui dirige anche Enzo. Ok Christian, c'è qualcun altro? Va bene tutte così. le persone mi stanno vicino. Basta. Perfetto. Allora, io ringrazio il mio fantino Francesco Catania, voglio ringraziare anche Enzo, che Enzo è una persona squisita, meravigliosa. E questo brano, oltre, voglio ringraziare tutto lo staff di Bella Radio, il nostro Francesco, il nostro Sonny. L'applauso. Stava aspettando lui, capito? Ma il nostro anche Mary Milani. Gracias. E tutti quelli che lavorano qui, perché mettete sempre il cuore dal primo giorno che avete aperto le porte a tutti noi artisti. Grazie, sa. Quest'ultimo brano, Lontana me, lo voglio dedicare soprattutto ai miei figli Evelyn e Vito, che io amo dal profondo del Gli mio mandiamo un cuore. bacione. Adesso concluderemo con l'ultimo brano. Noi a tutti diamo la buona serata. Vi ricordo che comunque la puntata sarà inserita nel canale YouTube di Bella TV, quindi andate lì perché la troverete da domani in poi. Che dire, diamo a tutti la buona serata e complimenti ai ragazzi. Ciao! Cerco di capire cosa sono stato io per te. Non ti importa niente se io sto morendo, vita mia. Penso solamente a te. Guardami un istante, cerca di capire che sei per me. Mi scorrinde bene, sei l'unico bene che c'è sta, che mi fa campanare. Tu te ne vai lontana a me, tu te ne vai e resti qua, è maledetto questo cuore. Devo fare per farti capire che ti voglio. Sì, sarò banale, ma lo devo dire, amo te. Tu sei tutta vita mia. Tu te ne vai lontana a me. Senza una speranza, sì, senza te. Io ci sono tutte notte che stai vicino a me.
poi mi scende e non ti trovi. E resti chiuso, senza amore, senza te.